Continua a essere inserita la modalità risparmio nei comuni dell'area bassanese. Tra i primi a spegnere e ridurre l'illuminazione pubblica Rossano Veneto e Romano De Zelino. Proprio il comune, ai piedi del Grappa, fa registrare dati che premiano questa scelta, anche se i rincari autunnali si faranno comunque sentire sul bilancio. A luglio, con una delibera di giunta, abbiamo optato per lo spegnimento anticipato della pubblica illuminazione, per cui all'incirca dall'1:30 tutte le luci del comune vengono spente senza differenziazione, proprio per evitare di creare delle zone che sono più o meno favorite. In queste settimane di fine agosto, primi di settembre, evidentemente inizieremo ad accenderle un po' prima, perché il lavoro fatto tra luglio e agosto ha dato i suoi frutti. Tornando però ai rincari, ecco le previsioni per i prossimi mesi. Con i responsabili del servizio finanziario del comune abbiamo valutato che tra settembre e dicembre, con gli incrementi di questi giorni, ci sarà un aumento che va dagli 80 ai 120 mila euro. Settembre è soprattutto il mese del ritorno in classe, della riapertura delle scuole. Ecco come l'amministrazione zellina intende intervenire per gestire questo surplus di consumi. Con anche il dirigente scolastico si lavorerà per capire se abbiamo dei margini, ad esempio nella organizzazione degli orari, per evitare ad esempio che alcuni plessi rimangano accesi e aperti interi pomeriggi con all'interno 2 o 4 persone, quindi anche su questo tipo di fronte ragioneremo. Stiamo valutando anche di implementare, oltre al riscaldamento che avviene tramite metano, anche GPL o caldaia a noleggio a gasolio, proprio per andare a mettere insieme le varie fonti e andare ad abbassare il costo. Questa è sicuramente una delle prossime iniziative che stiamo valutando.